Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni un po' particolari in cui capita che delle persone si incontrano magari dopo i 40 anni e nasce una scintilla, e soprattutto dal lato femminile che sono molto più sensibili, più delicate, più gentili, ci contattano e dicono quel signore ha più di 40 anni, ha più di 50 anni, è sempre stato un po' una farfalla, ma sembra che stia nascendo qualcosa di importante. Poi noi facciamo un controllo e vediamo che si pensava all'inizio che fosse amore e dal pendolo sembra invece che sembra che il soggetto, l'uomo, cerchi un assistente domiciliare. Sembra quasi che nella sua vita abbia avuto tutto, no? E visto che è arrivata la concorrenza, non riesce più a avere quello che faceva o voleva una volta, e allora ricerca un assistente domiciliare. Quindi era la classica frase: si credeva amore, si pensava amore, e invece voleva casarsi solamente per avere una cameriera. E molte persone, molte nostre amicizie, committenti, dopo che riescono o sentono la nostra consulenza, riescono un po' basite, perché sembra quasi che cerchiamo di mettere un bastone fra le ruote, ma nella realtà, dopo il tempo sempre galantuomo, come dice il vostro Marietto, saltano fuori gli altarini e salta fuori che non era proprio tutto oro quello che luccicava, e dopo magari 1, 2, 3 anni, no, tornano un pochettino abbacchiate e dicevano aveva ragione la Hilde o il Marietto l'aveva detto, e purtroppo in quel periodo non riuscivo a capire. Quindi molte volte capita che il cavaliere azzurro che prometteva amore alla fine cercava solamente un assistente domiciliare, una OS, no? Solamente qualcuno di accasarsi per essere servito gli ultimi 20-25 anni della propria vita. Allora, cosa fare se uno non vuole contattarci, o se uno vuole far da solo, o se una anche, come si suol dire, è indecisa, no? È indecisa e vuol testare da sola la cosa. Allora il Marietto veneziano vi ricorda che questi circuiti o quadranti radiostesici li trovate nel nostro sito del Capitano, oppure gratuitamente, oppure nei grandi social dove il Degano e il Marietto veneziano hanno gruppi, no? Su Face, oppure su Instagram, oppure su Telegram. Quindi questo circuito è gratis. Quindi quando voi incontrate una persona che ha superato una certa età e sembra il cavaliere azzurro, il principe azzurro, allora bisogna sempre stare attenti che l'amore potrebbe, non dico trasformarsi, però insomma ci potrebbe essere che lui non cerca l'amore, ma cerca, visto che magari ha sparato gli ultimi colpi e ormai non ha più le cartucce a posto, sono tutte bagnate, cerca una OS o praticamente un assistente domiciliare. Allora bisogna insomma indagare, essere sicuri che il cavaliere azzurro non sia un tarocco. La prima cosa da fare, il vostro Marietto veneziano consiglia sempre di usare un circuito, un quadrante radiostesico che indaga sui bovis, no? Ce ne sono parecchi, no? Questo è un bel circuito, un bel quadrante radiostesico, si mette la foto del soggetto qua, si prende il pendolino e si guarda dove punta il pendolino, e si vede se ha dei bovis positivi o dei bovis negativi. Vi ricordo che sotto i 6.000 bovis la persona in questione, insomma, il cavaliere azzurro non è proprio azzurro, ma diventa quasi marrone, quasi, insomma, non è proprio, diciamo, il top di gamma. Quindi quando già, come si suol dire, è sotto i 6.000 bovis, quando è già sui 4.000 bovis, è quasi un pinocchietto, un Pinocchio col naso lungo, uno della serie che si ha
non so, fatto due figli, magari un figlio maschio, una figlia femmina, magari gli telefona, magari perché deve telefonare la sera, ti voglio bene, ma nella realtà poi stringi, no? Capite che sono situazioni in cui è un pochettino claudicante, no? Ne fa una come Bertollo, ne fa uno su 100, oppure due al giorno giusto su 24, perché un orologio rotto, due volte al giorno ha ragione. Quindi, se vedete già qualcuno sotto i 6.000 bovis, o è ammalato, oppure ha qualche pecca, qualcosa è andato storto nel DNA. Quindi questo è il primo passaggio. Se invece riesce a superare i 6.000 bovis, possiamo passare a un altro quadrante radiostesico. Qui c'è andamento del lavoro, no, su questo quadrante, però si può vedere se il primo approccio, perché questi circuiti, questi quadranti sono fatti per quando si incomincia a conoscere una persona, certo che poi quando si è dentro con questa persona le cose cambiano, ma diciamo che vi ha invitato fuori le prime volte e voi magari siete un po' guardinghe, non volete fare la OS oppure l'assistente domiciliare e volete cercare un uomo con la U maiuscola. E allora, diciamo così, se con questo quadrante radiostesico ha superato il primo test e va dai 6.000 agli 8.000 ai 9.000, già diciamo che siamo sulla strada buona, siamo nella direzione top di gamma. Poi si passa secondo, si guarda un po' se la vostra unione potrebbe andare bene, e qua vedete fermo, scarso, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente. Cioè qui si vede come potrebbe nascere, crescere, svilupparsi, evolversi la vostra unione. Se già ha superato i 6-7 mila bovis e il pendolino comincia a dire che è discreto, buono, c'è da laccarsi i baffi. Per gli uomini, per le donne, insomma, è un bel colpaccio. Si vede già che il personaggio, mettete sempre la foto qua e poi col pendolino chiedete. Poi, se la cosa è sulla strada buona, si può tranquillamente chiedere pendolino, allora io mi butto, sì oppure no? Perché può essere anche che non è il momento, magari bisogna fare maturare la cosa alcuni mesi, alcuni mesi. E allora qui mettete la foto del soggetto e dite, oh, allora mi butto o non mi butto? E il pendolino vi chiede, vi risponde con questo quadrante radiostesico, sì o no? E in questo caso ha detto sì. Poi un altro quadrante che può dare una mano è la forza, no? Cioè voi volete rafforzare la vostra unione, mettete qui ad esempio le vostre due foto e rafforzate la cosa, rafforzate la cosa. Questi circuiti, questi 40 radiostesici, circuiti radionici, ho già fatto delle pillole singole, no? Però in circuito andate, Hildegard pure le ha fatte, andate nel canale di Hildegard, vostro marito veneziano, e le trovate tranquillamente, no? Per capire come si usano così qua. E alla fine del nostro percorso possiamo usare questo circuito radionico che serve per l'armonia tra le persone. Quindi se volete già agevolare un attimino la vostra unione, prachete, eccolo qua. Ma questo è chiaro se ha già superato tutti gli altri step, cioè se non è una persona che cerca l'assistente domiciliare o quella che gli lava i piatti dopo 6 mesi di unione, che incomincia a fargli lavare i piatti, passare la cera, quelle cose lì, poi lui va al bar a giocare a carte, soldi, magari quelle cose lì, insomma, no? Oppure va a gironzolare, gironzolone. Allora qui mettete armonia per le persone. E infine un bel circuito che serve per circuito di unione, mettete le due foto qui e via che la cosa dovrebbe maturare. Bene, cari amici, vostro Marietto, penso che vi ho spiegato le cose in modo semplice, potete chiedere anche il Hildegard la stessa identica cosa, nella stessa direzione, se magari avete bisogno di un consulto, lei e io ci siamo sempre. Quindi, per tutti quelli che non cercano un uomo che vi promette amore e poi invece sotto sotto cerca un assistente domiciliare, questi sono dei percorsi importanti per valutare, per vagliare. Poi è chiaro,
che ci sono altri percorsi, però diciamo se uno vuole fare un fai da te casereccio, la vostra Edgar, il vostro marietto vi consigliano di usare in modo semplice, economico, si stampano e si usano. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima pillola. Grazie, ciao.